liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora la domanda con cui ci siamo svegliati stamattina è: arrivano le rivolte delle banlieue anche in Italia? Milano, come Parigi e come molte capitali e città europee in cui intere aree urbane sono state spesso sequestrate dalle rivolte, da gruppi, da bande spesso di immigrati che hanno completamente sottratto il controllo delle città alla forza pubblica e inscenato appunto la rivolta di massa. Tutte queste domande sono lecite dopo le scene accadute appunto a Milano al quartiere Corvetto, che attecchiscono su quella che di per sé è ovviamente una tragedia, cioè la morte di un 19enne egiziano, Rami El Gaml, deceduto dopo un inseguimento con i carabinieri nella notte tra sabato e domenica, perché non si era fermato a un posto di blocco. Stava scappando su un grosso scooter guidato da un 22enne tunisino, entrambi avevano precedenti, dovevano fermarsi a questo posto di blocco al seguito di alcune rapine, non l'hanno fatto, poi purtroppo hanno perso il controllo del mezzo, il ragazzo è morto. Di per sé è una tragedia, la dinamica però è chiara: il ragazzo non si è fermato a un posto di blocco, era inseguito e controllato per alcune rapine, aveva già precedenti penali, purtroppo è deceduto perché non ha rispettato le consegne delle forze dell'ordine. Tutto questo è stato però la causa di una scena proprio da piena rivolta delle banlieue, perché un'arteria stradale importantissima di Milano come via Ripamonti è stata sequestrata per ore da questi gruppi di nordafricani che accusavano esplicitamente le forze dell'ordine di essere responsabili della morte dell'egiziano. Hanno provocato risse, scontri con gli automobilisti. Un egiziano è stato arrestato per aver travolto con il suo SUV 4 giovani finiti all'ospedale, una ragazza con una frattura del bacino. Hanno messo a ferro e fuoco intere vie del Corvetto, hanno bruciato masserizie, spazzatura, oggetti trovati per strada, legno. Parliamo di una trentina di persone che hanno lanciato petardi verso gli agenti di polizia, che sono intervenuti col consueto equilibrio, devo dire, che mostrano le nostre forze dell'ordine. Vandalismo diffuso, e questo è successo a più riprese. È successo al mattino, al pomeriggio. Il quartiere Corvetto è stato sequestrato da una rivolta delle banlieue, dove, tra le altre cose, alcuni giovani sono appunto stati investiti e poteva ovviamente scapparci il morto, in cui si dava fuoco a tutto quello che capitava, in cui appunto intere vie erano di fatto diventate sequestrate da questi gruppi, da queste squadracce che inscenavano la violenza urbana. Allora la domanda è legittima, non solo la domanda, ma noi abbiamo davanti a noi il seguito del film, no? Perché abbiamo visto negli anni le banlieue parigine e, ripeto, di altre città europee. E non solo la domanda è legittima, ma questa scena smonta tutta la retorica che in questi giorni è andata in scena, strumentalizzando per esempio oscenamente il tema del femminicidio, per cui era uno scandalo, diciamo, legare la questione dell'immigrazione fuori controllo alla questione della sicurezza urbana e della delinquenza, e chiunque sollevasse il problema era accusato di razzismo. Ebbene, la cronaca di ieri ci dice che nella periferia milanese, non è la prima volta che accade, sono stati spesso aggrediti poliziotti, carabinieri da bande organizzate, spesso di nordafricani, quindi non è la prima volta, ma ieri proprio era uno scenario da rivolta delle banlieue. E quindi accade nonostante la retorica delle anime belle, a dispetto della retorica delle anime belle, che tra l'altro sono tendenzialmente, vivono tra via Monte Napoleone e via della Spiga, proprio al massimo, nella prima cerchia dei bastioni. Capiamo che non riscontrino prodromi di rivolta delle banlieue sotto casa loro, ma sotto altre case di altri italiani che non sono di serie B o non devono essere, invece queste cose accadono. E allora
non solo c'è un nesso tra sicurezza e immigrazione incontrollata, tra sicurezza e enclavi di comunità tendenzialmente nordafricane o islamiche che portano modi di vivere differenti e una concezione, diciamo, della legalità differente nelle nostre strade. Questi problemi ci sono, questi problemi sono anzi problemi strutturali della contemporaneità, come ci insegnano i casi parigini ed europei. Dirlo non è essere razzisti, dirlo è vivere nella realtà. Dirlo è vivere nella realtà. La realtà italiana di oggi contempla scenari da rivolta delle banlieue. E questo lo diciamo anche al centrodestra, prima che diventi davvero uno scenario parigino, bisogna prendere provvedimenti seri, lucidi, bisogna ricordare che il monopolio della forza appartiene allo Stato e che è inaccettabile che intere vie, arterie importantissime, interi quartieri di Milano vengano sequestrati da questi galantuomini che danno fuoco e investono ragazzi con le loro macchine. Da noi non è possibile, da noi non si fa, non c'è retorica che tenga. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.